3, 2, 1, Studio Patrizia News, siamo noi. TG del turismo. Certo. Ecco, non parliamo mai di libri perché qui siamo per darvi delle notizie. No, parliamo del mio libro. Ah, parliamo del tuo libro. Sì, Dracula non muore mai e così. Sì. Ma che libro volevi presentare? No, era un altro libro di un altro viaggiatore vero che è Giulio Testa. Allora, lui è un professore di filosofia, ha fatto il maestro di sostegno nella scuola primaria, ha avuto esperienze di questo tipo, ma è un vero viaggiatore. Sì. E volevo segnalare che ha fatto un'impresa che a me veramente fa sognare. Avete presente il Te Araroa, che è un sentiero che attraversa tutta la Nuova Zelanda, 3000 chilometri. Ci vogliono da 3 a 6 mesi per farlo a piedi. Lui l'ha fatto. È il viaggio spirituale appunto che fa lo spirito dei defunti secondo le credenze dei Maori, e lui ha raccolto tutte queste cose in questo libro che si intitola appunto Te Araroa, ed è, insomma, si rivive un po' questa sua grandissima avventura. La cosa che mi ha colpito è che appunto Giulio sogna di istituire, da bravo filosofo, la cattedra di filosofia del viaggio. Ah, che bello, la filosofia del bellissimo. viaggio mi piace, ma anche Dracula non muore mai è un viaggio, perché è un viaggio fra la Romania e l'Italia. Va bene, d'accordo, Dracula non muore mai. Allora? Aspetta, perché io invece, molto più modestamente, ho fatto un viaggio molto più comodo, non tanto lontano di qua. Siamo nell'Alto Lazio, sì, Lazio. Siamo nella Maremma laziale e siamo tra Cerveteri e Tarquinia, e io sono andato lì perché mi interessava moltissimo il mondo dei butteri, delle vacche maremmane. Beh, naturalmente, logico. Sì, ma ho scoperto in termini di storia, ma dai, storia agricola, vabbè. Ho scoperto delle cose stupende. Allora falli vedere. Sì, volevo far vedere un pezzettino di filmato, sì. Poi l'intera serie, dove sì. ci sono anche delle cose che ha fatto la Ciusi, la trovate su Italia Slow Tour. Sì, esatto. Ma qui parlo dell'università agraria, che non è come ve le immaginate. Io sono nelle campagne di Tarquinia, nel cuore della Maremma laziale, dove l'ambiente fisico e antropologico ha profonde radici culturali. Mettiamo insieme il buttero maremmano, il suo cavallo, le vacche, l'ambiente, la natura che è tosta. C'è un modo per definire questo spirito della Maremma? Lo spirito della Maremma intanto sono le tradizioni. E qui le tradizioni sono rispettate, ed è per merito della tradizione che questa oasi agro-silvo-pastoral naturalistica è riuscita a salvarsi dal cosiddetto sviluppo. Senti, questa è una bellissima azienda agricola, un bellissimo posto, c'è tanto spazio, tanta terra. Non è venuto in mente a nessuno qua di fare un bel villaggio turistico? Siamo vicini al mare, capito? Una piccola speculazione, ma... Assolutamente no. Oh no? No. E come mai? Perché questo centro è il patrimonio collettivo di tutti. Allora, Così deve rimanere. Questa è la caratteristica. Questo centro è patrimonio collettivo di tutti. Qua siamo nell'azienda La Roccaccia. Precisamente. E qui allevate, coltivate, producete? Allora, qui l'Università Agraria produce negli oltre 300 ettari il grano, che è il lavoro interno che fa l'azienda. Poi nel resto dei 3.000 ettari vengono date le nostre terre in concessione agli agricoltori, che ne fanno profitto durante l'anno con colture diverse. Ha nominato la Università Agraria? No, non è proprio un'università, Non è una scuola. Non ci sono i banchi, No. eccetera, eccetera. Funziona in un altro modo, storicamente. È una storia lunga, comincia nel Medioevo, attorno al 1400. A un certo punto le corporazioni degli ortolani e dei lavoratori del frumento fanno una specie di rivoluzione, fanno una riforma agraria a modo loro, fanno le riformanze, decidono che tutti questi territori erano proprietà comune. Loro mettevano in comune anche i loro raccolti, li portavano a Porto Clementino e collettivamente poi li portavano a Roma. Quindi questa zona agricola, zona indivisa, proprietà collettiva. Poi 1894 i beni dello Stato Pontificio diventano università agraria, che università in questo caso vuol dire universalità agraria, non è che qui studiano, qui coltivano.
L'Università Agraria di Tarquinia gestisce i beni collettivi del territorio tarquinese, quindi è di Tarquinia e dei tarquinesi. Noi gestiamo 6.600 ettari di terreno. Questo viene utilizzato, abbiamo dei boschi che utilizziamo per il taglio della legna, dei terreni che utilizziamo per l'agricoltura, allevamenti di animali, vacca maremmana e cavalli. Alberto Riglietti, il presidente dell'Università Agraria di Tarquinia, che per inciso è anche il medico condotto di Tarquinia, ci tiene a sottolineare che l'amministrazione è democraticamente eletta da tutti i residenti. Noi siamo un organo elettivo, veniamo eletti a tutti gli effetti come un'elezione comunale, quindi da tutti gli utenti e gli elettori tarquinesi. E quindi questa proprietà è diciamo collettiva, indivisa, inalienabile, non si può vendere. Inalienabile, non si può vendere, assolutamente no. Gli usi civici sono dei tarquinesi e rimangono dei tarquinesi. Ma quindi dal punto di vista ambientale, il paesaggio, eccetera, è una meraviglia, perché figurati, questo è un posto stupendo, qua ci sarebbero stati villaggi turistici a mai finire. Esatto, e questo noi non lo possiamo fare perché preserviamo proprio l'ambiente, abbiamo l'obbligo, proprio messo nel nostro statuto, di preservare le proprietà e dobbiamo lasciare tutto così com'è. Quindi questo oggi è il paradiso del turismo slow, che cerca la natura, il paesaggio e il patrimonio storico-archeologico. Allora, viaggiare è bello, però scrivere del viaggio è ancora più bello. Certo. Perché poi ti rimane, ci ragioni mentre scrivi, no? E quindi c'è da tempo una scuola del viaggio.it, è la scuola del viaggio di amici, perché io li conosco, ci sono anche andato, ho frequentato in qualche modo, appunto, che adesso in questa 12ª edizione è un corso avanzato di scrittura, è un percorso di scrittura più approfondita, efficace, originale, da sabato 22 novembre con interventi anche di scrittori, di librai, di editor, eccetera, eccetera. Tutto questo è adesso con Zoom, cioè è anche online in qualche modo, e questo è molto interessante. E poi c'è una conclusione nel weekend in Toscana, quindi bellissimo. Allora www.scoladelviaggio.it potete informarvi. Cremona, segnatevi le date, da sabato 8 a domenica 16 novembre. A Cremona c'è la 28ª edizione della Festa del Torrone. Oddio, E Cremona, fanno di torrone. tutti i colori, maxi installazioni di torrone, un torrone a forma di maxi cotechino, riproducono gli anelli olimpici in torrone, addirittura fanno suonare il torrone, c'è una tastiera, non so come, che riesce a suonare Beethoven col torrone. Ecco, ma ti faccio Che una domanda. buono il torrone. Sì, ma cosa hanno in comune Bologna e Cremona? Te lo dico io, le 3 T, perché Bologna è tette, torri e tortellini, Cremona invece è Turon, Turas e Tetas, quindi in realtà è la stessa cosa. avrebbero in comune le 3 T e anche le tette, Esatto. Vabbè, scusa, abbiamo parlato di Per Caso TV in questa puntata? Sai che no? No! Li abbiamo lasciati stare. E allora parliamone. E parliamo subito. Allora, bisogna rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori, e quindi se volete rivedere i nostri viaggi per il mondo, la Polinesia, tutti i filmati di Slow Tour, i miei viaggi originali, anche un po' misteriosi, che non avete visto perché non sono andati in onda da nessuna parte, allora potete andare su che cosa? Te lo dico io. Allora, sulle smart TV naturalmente, Ecco. ma anche sul computer e i telefonini. Esatto. Su Samsung TV Plus, Esatto. Amazon Prime, YouTube, Rakuten TV, Flex TV. Esatto. Il palinsesto dalle 8 del mattino a mezzanotte, ogni ora un Non un filmato potete dire diverso. che non ci vedete se esatto. ci cercate. Dovete cercarci. Poi naturalmente su percasotv.it, chiaramente su YouTube è proprio lì, Sì, allora aspetta, perché ci sono delle novità. Adesso ci sono anche dei nostri comici, Ambassador. sì, che fanno dei filmati, si rifanno a turisti per caso, Certo. in qualche modo, ma fanno delle cose loro autonome,
e quindi Italia Slow Tour Ambassador cominciano ad andare in onda anche loro. Bene. Cercateli. Dai, Va bene. insomma, cercateci, se ci cercate ci trovate, non dite che non ci trovate. Non perché ditelo. siamo lì. Ecco, però adesso ci dicono che abbiamo E se volete rivedere appunto Vampiro per caso, la vera storia di Dracula, che è andato in onda sulla 7, potete andare su la7.it e lo trovate. Allora, abbiamo finito il tempo, dobbiamo salutare. Ciao, alla Ciao, prossima. ciao, 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 ciao.